Questa videolettera è indirizzata al nuovo governatore del Veneto, Luca Zaia, ma anche a tutti i rappresentanti delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, come a tutti i cittadini del Veneto, perché l'argomento che io voglio trattare è come si porta fuori dalla crisi la nostra regione. Con un salto in avanti rispetto alla sua capacità di produrre, ma di produrre qualità della vita, oppure con nuove opere che scasseranno l'ambiente e determineranno un tracollo ambientale, un peggioramento della qualità di vita delle persone che qui vivono e lavorano? Io parto da un dato elettorale. Alle ultime elezioni sui 3.962.000 cittadini del Veneto aventi diritto al voto hanno votato solamente 2.631.000. Il 33,55% non è andato alle urne e corrisponde a 1.333.000 persone. Ora succede questo, che guardando ai voti in percentuale rispetto a coloro che hanno votato, alla Lega sono andati 788.581 voti che, sommati a quelli ottenuti dal PDL, da Alleanza di Centro e dai voti personali a Zaia al di là delle liste, sommano un totale di 1.528.382 voti che, se sono il 60,15% del totale dei votanti, corrispondono però al 38,57% del totale degli aventi diritto al voto. Ora, pare evidente che una percentuale di queste proporzioni, in presenza di una così ampia astensione e in presenza anche di una quantità di voti che sono andati alle opposizioni, comporti di necessità che il progetto del Veneto futuro, del Veneto di domani e di dopodomani, del post-crisi, sia progettato e discusso il più possibile solidalmente, non unilateralmente dalla maggioranza e tantomeno da una parte della maggioranza. E tutto ciò si rende tanto più necessario quanto più si pensa alle scelte che la giunta uscente, quella guidata da Giancarlo Galan, ha operato sul Veneto proprio negli ultimi tempi prima di passare alla mano. Un esempio per tutti, la Pedemontana. La superstrada avrà una larghezza di 25 metri, ai quali si aggiungono, secondo le necessità dei contesti, dai 5 ai 20 metri di pertinenza fino alla recinzione e altri 40 metri di fascia di rispetto. Un nastro largo dai 115 ai 145 metri per quasi 95 chilometri. Un consumo di suolo per centinaia di ettari. E non si tratta di una zona qualsiasi, ma di alto pregio paesaggistico. Da un lato le coltivazioni tipiche, asparagi, radicchi rossi, ciliegie, mele, kiwi. Dall'altro un patrimonio ambientale e storico-artistico unico e insostituibile. Senza dimenticare lo sconvolgimento dell'intero sistema delle acque lungo tutto il percorso, particolarmente ricco di risorgive, falde a diversa profondità, fiumi e canalizzazioni pazientemente strutturate sui fabbisogni delle aziende. Il Gazzettino del 5 novembre 2009 riporta i nuovi dati rivisti e aggiornati dalla Regione. Si parla ora di 18 svincoli, di ulteriori 53 km di brettelle, di 9 viadotti e 15 km in galleria. Il costo preventivato è lievitato a 2 miliardi e 300 milioni di euro. Il traffico previsto di 45.000 veicoli al giorno. Sempre secondo il Gazzettino, anche gli espropri aumenteranno da 2.000 a oltre 3.000, con un ulteriore prevedibile decremento della produttività agricola e dell'autosufficienza alimentare del Veneto. Esistono alternative meno impattanti sul piano ambientale e meno costose sul piano economico, tenendo conto delle necessità complessive di chi lavora e vive su questi territori?
In gioventù Luca Zaia definì il progetto di allora come un progetto sbagliatissimo, delittuoso e destinato a scassare completamente l'agricoltura della nostra regione. A distanza di 20 anni è cambiata la sua opinione? Vorremmo fare gli stessi calcoli di ettari consumati, cementificati, asfaltati, se verranno realizzate le ulteriori seguenti opere. Il grande raccordo anulare di Padova, la nuova camionabile da Padova alla Laguna di Venezia parallela alla provinciale della Riviera del Brenta, la Romea commerciale allacciata al nuovo passante di Mestre, il completamento della Valdastico Sud, il proseguimento della Valdastico Nord, la nuova Valsugana, la nuova superstrada Meolo-Mare, la terza corsia sulla A4 in direzione Trieste, il SITAVE, Sistema Tangenziali Venete, Padova, Vicenza, Verona. E poi vorremmo sommare tutti i terreni attualmente ad uso agricolo che saranno cementificati dalla Città della Moda, da Veneto City, dal mega insediamento olimpico di Tessera City, dalla Città dei Motori veronese, da Euroworld nella zona nord del Delta del Po e quant'altro. Non vi pare che i numeri indichino il profilarsi di un crimine territoriale di proporzioni gigantesche? Davvero una incommensurabile follia? E tutto ciò mentre una quantità di capannoni, una quantità di case sono sfitte e lasciate andare in completo deperimento. Allora la domanda che viene rivolta a Luca Zaia e a tutti i soggetti a cui questa lettera è indirizzata è: ma esiste o non esiste la crisi? Perché tutte queste opere, tutte queste grandissime opere, richiedono una quantità di investimenti, di capitali, che si dice che la crisi non ha depositato nelle banche. Sono tutti capitali a debito che dovrebbero essere ripagati dalle generazioni future. Ma per costruire quale qualità della vita? E se poi a tutte queste opere aggiungiamo anche i camini e gli impianti di incenerimento per i rifiuti solidi urbani, per i rifiuti tossico-nocivi, per la produzione di energia elettrica bruciando i combustibili tradizionali, gas, petrolio, carbone, o peggio ancora il nucleare, mi dite quale prospettive ha il Veneto per qualità dell'aria, qualità dell'acqua, qualità delle terre, qualità proprio della vita che si vive in termini di pendolarismo fra casa lavoro e natura, ambiente. L'insieme di questi problemi credo sia di tale e tanta complessità e responsabilità che questo compito di decidere quale futuro, di decidere quali decisioni debbano essere assunte e con quali priorità, credo che questa responsabilità non possa gravare esclusivamente sulle spalle di un solo uomo o di pochi uomini che decidano sulla testa di tutti. Io credo che la qualità del Veneto vitale, del Veneto equilibrato, del Veneto in armonia con se stesso e accogliente nel migliore dei modi per tutti quelli che ci vivono, io credo che questo sia un compito veramente di tutti. Allora io credo che sia giusto chiedere formalmente al nuovo governatore del Veneto Luca Zaia, ma anche a tutte le forze politiche, agli intellettuali, alle organizzazioni sociali, ai produttori, di fare uno sforzo di ideazione comune, di priorità, per capire, di pianificazione, di programmazione delle risorse del territorio, per costruire lavoro in armonia con l'ambiente. Io credo che questa competenza, che questo compito non sia assolutamente di una maggioranza che in realtà non ha i numeri per governare.